Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano Pro Cycling Manager Fiori, stagione number 5. Siamo campioni in carica del Tour de France, abbiamo vinto il Velo d'Oro la stagione scorsa, abbiamo fatto una cosa memorabile, un Tour de France stupendo. Adesso ragazzi siamo nei primi di febbraio, stiamo preparando la Parigi-Nizza che poi ci porterà a preparare insieme ad altre tappe il Giro d'Italia che quest'anno vedevamo veramente al minimo il podio, ma dopo la vittoria del Tour chiaramente credo nella possibile vittoria. Siamo qui alla Vuelta a Andalusia. E siamo chiaramente in una forma pessima, ma chiaramente non voglio assolutamente, non posso essere in forma adesso perché se no non, come si dice, se siamo in forma adesso, praticamente non siamo in forma dopo per il Giro d'Italia. Ok, adesso qua siamo con questo cronometro di 5 km, è una specie di prologo praticamente. Vediamo un po' cosa combiniamo, anche se siamo in condizioni veramente scarse, addirittura mi dà l'allenatore. Devo preparare con calma la Parigi-Nizza che mi piacerebbe portare a casa un bel risultato. La Parigi-Nizza, visto che non ho vinto la Tirreno Adriatico, non l'ho vinta, l'ho fatta l'altro anno, sto anno invece mi voglio dedicare alla corsa francese. Tanto qua abbiamo comunque una buona squadra, abbiamo penso Kwiatkowski è il nostro capitano, anche se non abbiamo vinto il Tour, però era più in forma, Inciausti stra in forma, quindi punta molto secondo me a alla prima parte della stagione perché è già veramente in una forma importante il nostro Bert Inciausti. Vediamo un po' sta cronometro come va, è con una cronometro che abbiamo vinto il Tour in maniera epica, 13 secondi. Speriamo di fare comunque buona figura anche se la forma è scarsa. Vediamo Inciausti, secondo me Inciausti può far bene qua, 22esimo, ma perché comunque non è forte a cronometro. E adesso vediamo il debutto di Veneziano nella stagione number 5, ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua il Cume, fiero, vincitore del Tour de France. Mamma mia, eccolo qua, raga. Quanto mi gasa Veneziano, quanto mi gasa. Vuelta a Andalusia. Ok, molto veloce, non penso faremo bene. Vediamo, vediamo, non voglio dire niente. Dopo il Tour non si può dire niente. Quinti. Non male per essere insomma la prima gara con una forma scarsissima. È chiaro che non ci sono tutti i big perché è una gara secondaria, infatti il primo è Valori. Eh, però vediamo che magari possiamo fare comunque bene lo stesso, anche se abbiamo una forma scadente. Vediamo Kwiatkowski e va a vincere chiaramente bene bene. E abbiamo una grande squadra ragazzi. La Tinkoff parte alla grandissima. E sì qua ragazzi. Prime salite. Prime salite. Vediamo un po' come rispondo. Fiori non penso bene, però proviamo. Vai Kuma. Vediamo con questo ritmo come andiamo. Chiaramente in questo, l'obiettivo di questo giro è cominciare ad avere la gamba per la Parigi-Nizza, lo ricordo, quindi l'obiettivo, cioè, se vinciamo meglio, però non è quello l'obiettivo, insomma. Il nostro Kwiatkowski è in fuga, porca puttana, lui vuole vincere. Anche lui si è preparato, diciamo che ho tanti ciclisti che si sono preparati per per la prima parte di stagione. Allora anche il Contador che il Conta comincia a essere vecchiotto, infatti ha perso molto, però è sempre là il Conta, bravo Conta. Se vediamo il Cume cosa combina. Proviamo a scattare, vediamo un po', testiamoci sullo scatto. Vediamo un po' come va il Cume nello scatto. Insomma, dai, non va malissimo, bravo Cume. Non va male. Non va male, prova a fare lo scatto decisivo. Dai che il Cume c'è benissimo, dai, sono soddisfattissimo. Questo ricordo che è una preparazione, anche se Kwiatkowski comunque ci va a vincere secondo me ci va a vincere la Vuelta di Andalusia, eh. Dai, cerchiamo magari un podio, no, niente da fare quarti mi sembra. No, sesti. Sesti, quinto, sesto posto, le prime due gare dell'anno, molto molto bene ragazzi, sono strasoddisfatto, voglio fare veramente una preparazione mirata e professionale. Ragazzi, vai con la prima tappona di montagna e abbiamo ragazzi solo un più 5, abbiamo solo un più 5 di forma, è incredibile, mamma mia. Ok, 9 km, si comincia la salitona raga, inizia la salitona.
E vediamo un po', con un più 5 cosa riusciamo a fare. Sarebbe bello, abbiamo 2 minuti, però da Kwiatkowski onestamente sarebbe giusto, insomma è sua, è lui il capitano, però vediamo, dai, io posso anche rischiare, mi piacerebbe vincere una tappa magari. Valverde sta tirando, è come un porco, chiaramente. Guarda come tira Valverde, ragazzi. Guarda come tira. E io ci provo, raga. Il Cume prova a scappare, signori. Il Cume prova a scappare da solo. Il Cume prova a scappare, vuole testarsi per il Parigi-Nizza. Oh, no, cazzo, no, ho sbagliato. Perfetto. Il Cume ha preso 54 secondi, che non sono pochi, ragazzi. Non sono pochi. Vai, raga, vai, raga. Abbiamo un vantaggio di 1 minuto e 28. No, fiori mostruosi. Mostruosi, raga. Porca miseria. Scusate ragazzi, un attimo. Piccolo problema tattico, raga. Sono gasatissimo. Siamo a 1 minuto e 41, fiori. 1 minuto e 41 a questo passo, va alla grande. 1 e 48 stiamo... No, fiori, rischiamo di vincere. No, fiori, ma cosa sta succedendo? Abbiamo fatto lo scatto giusto, ragazzi. Ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando e mancano solo 2 km e 3. Ci possiamo prendere la maglia rossa. Ce la possiamo prendere, ragazzi. Vediamo se... Mamma mia, raga, 2 minuti e 5 sul gruppo 2, fioi, stiamo... addirittura Kwiatkowski nel gruppo 3. Ciao, ragazzi. Ciao, raga, ciao. Purtroppo non posso farlo, ecco, mi sto stancando un po' adesso, ma... 2,25, però stanno perdendo gli altri, ragazzi. Arrivo sfinito. Mamma mia, sono finito veramente. Ma andiamo a vincere una tappa mostruosa, raga. Vediamo quanto prendiamo. Mamma, cosa ha fatto il Cume, ragazzi, una roba fuori dal... È peccato che siamo in un giro, insomma, minore, però che Cume. Kwiatkowski secondo, ci prendiamo la maglia rossa perché è arrivato 2,30 secondo me. Questa è per una prova di forza mostruosa del Cume. C'ho più 5, ho sfruttato il più 5 e silenzio. E silenzio. Ho sfruttato un più 5 devastante, sono partito via, Kwiatkowski è rimasto là. È rimasto proprio là il polacco. Comunque doppietta della Tinkoff, ragazzi, aveva una squadra mostruosa, eh. Aveva una squadra mostruosa, e Valverde quarto, quasi tripletta, raga. Eccoci qua. 2,23, oh, che occhio. 27 secondi di vantaggio per il veneziano, molto molto bene. Globale a punti, Kwiatkowski primo. Montagna, Kwiatkowski, madonna, veramente stiamo dominando sto giro. Giovani, chiaramente noi. Globale a squadre, chiaramente noi. E si gode, raga, mostruoso il Cume, non so cosa dire, fiori. Un più 5 sfruttato la quinta tappa per velocisti e anche l'ultima, quindi fiori, la ruta del sole è nostra. Abbiamo vinto la Vuelta di Andalusia, mostruosi veramente. Abbiamo fatto una terza tappa strepitosa. Quindi inizia alla grande la stagione. Speriamo di non essere troppo in forma, perché veramente gli ultimi 3 giorni di allenamenti siamo passati da scarsa a buona. Adesso stiamo tranquilli, adesso praticamente il prossimo mese sarà, cominciamo un allenamento, cioè facciamo qualche giorno di riposo, poi ci alleniamo per la Parigi-Nizza, che quello è l'obiettivo principale, però dopo chiaramente il giro è quello super principale. E vediamo, tanto qua, vabbè, proviamoci, ci provo sempre anche in una tappa per velocisti, tanto non vinciamo mai, però chissà, magari a volte posso fare una vittoria da finisher. Sì, 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 si pronuncia così perché le pronunce comediane sono sempre un po' curiose. Ok. Ma no, sono stato soddisfatto, abbiamo vinto perché c'erano pochi avversari, ragazzi, perché alla fine è stata una lotta in casa con Kwiatkowski. Però quel più 5 l'ho sfruttato a dovere e ho fatto l'impresa della vita, proprio la classica impresa della vita. Sono in 11 comunque, sono in 11, forse non è neanche un arrivo in volata, eh. Attention. Forse non è neanche un arrivo in volata. Vediamo, staremo a vedere, io ci provo comunque, tanto cosa me ne frega. Ma anche in Ciausti ci prova. Il Cume in Ciausti si involano. Mamma mia ragazzi. Ma in Ciausti è stra in forma, eh. Allora, il Cume se ne va proprio a un passo devastante, raga. No, non ne sono andato per niente, ma va bene. Vabbè, vaffanculo, dai, proviamoci, tanto chi se ne fotte, vai.
Mi sembra un po' troppo bello per essere vero. Mi stanno massacrando tutti, va bene. Povero Come. Non sono un velocista, è chiaro. Vediamo chi va a vincere l'ultima. Beh, questi sono morti. Vediamo. Ah, sto stronzo qua, Finetto. Beh, è un italiano, dai, bene. Mauro Finetto. Me lo godo, Finetto. Noi siamo arrivati dove siamo? Noi, vabbè, siamo centesimi, ok. Raga, grandissimi, abbiamo vinto la Vuelta de Andalusia, la Ruta del Sol. Inizio strepitoso di stagione. Adesso c'è 20 giorni di allenamento per preparare alla grandissima la Parigi-Nizza e poi anche la Milano-Sanremo che è molto vicina. E poi speriamo il Giro d'Italia. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Però prima chiaramente ci guardiamo la classifica finale, ci gustiamo la maglia rossa. Due italiani sul podio, bene. Bene, 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 bene. Sì, purtroppo, ecco, forse mancano velocisti, sono mancati velocisti in questa Vuelta. Eccolo qua, il Kume va a vincere con 27 secondi, comunque è sempre di poco, bravo Kume. Kwiatkowski vince la globale a punti, molto bene. Fernandez la montagna, giovani veneziano. A squadra, abbiamo vinto tutto tranne che quella della montagna, ragazzi, siamo strepitosi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!